Ciao raga, eccoci qua dal profondo del mio armadietto del bagno, che è un casino allucinante, ma tanto vabbè, stiamo per traslocare, quindi questa è la scusa per lasciare il casino. E anzi, invece stavo approfittando, sulle stories vi stavo raccontando, vi stavo facendo delle attenzione, brevi recensioni dei prodotti che man mano porto via. Ovviamente non tutti, perché sennò non la finirei più, però insomma qualcosina che può essere più interessante. Sì, partiamo. L'essenza di Misha che dovrebbe mettere a fuoco, eccola lì. Questa qui mi è stata data da My Beauty Routine e devo dire è molto valida. Preferisco ancora quella di Tatcha che ho mostrato prima nelle stories, che corrisponde a questa la trovo ancora più idratante, più valida, però questa qui è perfetta anche per tipo pelli grasse, cose così, perché è un po' più acquosa, ecco, rispetto all'altra, e in ogni caso confermo che è super idratante, solo che a me ce ne vuole mezza bottiglia ogni volta, ma questo è un piccolo particolare, quindi questa viene con me nell'altra casa nuova. Poi qui abbiamo una maschera buttata alla cacchio di cane, che è questa di qui di Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Nel frattempo che insomma dici il titolo sei novantenne, però va bene, ce la possiamo fare. Questa qui è per pelli impure, miste o grasse. Io ho la pelle secca, quindi a dir la verità non mi ci sono trovata bene, però raramente dove la utilizzavo sui punti in cui mi rimaneva veramente tantissime impurità, quindi intorno al naso. Io la applico localizzata, diciamo non su tutto il viso, ma comunque solo intorno al naso e forse un pochino sul mento e basta, e poi la tolgo via praticamente dopo 5 minuti. Per chi ha comunque la pelle grassa questa qui è straconsigliata, ma andateci piano perché secca veramente velocemente. Poi qui abbiamo Random, un campioncino 3 Minute Miracle Reconstructor di Ossie, non so come, Deep Conditioner. Praticamente io questo brand lo compravo da Boots UK, che adesso so che non spedisce più in Italia, ai noi, però questo brand qui mi ha salvato i capelli in tantissime situazioni, costa poco e niente e mi sono sempre trovata strabene. Lo utilizzavo tantissimo quando appunto mi tingevo tanto i capelli, e non è nemmeno questo in realtà la linea con cui mi sono trovata bene. Magari ve lo scrivo qui sotto nel video perché altrimenti lo dimentico, adesso non lo trovo in giro, però insomma proprio questo brand qui mi sono trovata sempre strabene, e se lo trovate da qualche parte fatemelo sapere, perché onestamente io ci ritornerei volentieri, tornerei volentieri a riutilizzarlo. Poi abbiamo Organic Flower Stoner Original, il brand è scritto qui in basso, quasi invisibile, Wamisa. Questo qua sempre di My Beauty Routine. Questo tonico è molto bello, idratante, leggero, setoso. Io mi sono trovata molto bene, l'ho adorato veramente tantissimo, uno dei miei tonici preferiti a dirla tutta, anche perché ha un odore leggerissimo, piacevole. Io poi adoro le cose appunto non troppo profumate, quindi questo qua è straconsigliato. In bagno sono sempre strapiena di acqua termale Aven. Ad alcuni può sembrare un po' dura, in effetti è un pochino cioè ha un pH molto diverso dalla pelle, però onestamente è molto lenitiva. Cioè io quando ho dei rossori, magari delle microferite, o comunque quando mi sento stanca, la spruzzo e nel giro di pochi minuti comunque sento già che la pelle si prova un po' di sollievo, ecco. Quindi io questa ne ho sempre una bottiglietta praticamente dappertutto, una nel bagno, una nel kit, tra un po' ne metterò anche una in cucina perché mi trovo veramente molto bene. Tatcha Luminous Dewy Skin Mist, come potete vedere è finito. Io questo prodotto l'ho adorato alla follia, sopra il make up, senza il make up, dopo la crema sempre, ma è una roba pazzesca. Io infatti credo che lo riprenderò prima o poi perché costa mezza casa che sto comprando, ma è veramente molto valido come prodotto. Non mi sento di suggerirlo a chi ha la pelle grassa, o comunque se volete comunque provarlo evitate la zona T, però io questo qua veramente, cioè, lo berrei, sembra tipo un po' la pozione magica della vita, cioè veramente fantastico. Poi qui abbiamo
Rose Sugar Scrub di Lancôme. Questo qui l'ho preso dalla beauty bag che ho avuto partecipando alla masterclass di Chiara Ferragni ed ha un'azione leggermente riscaldante. All'inizio mi sono presa un attimo un colpo, poi sono andata a leggere le istruzioni ed effettivamente ha un'azione leggermente riscaldante. È una sorta di gel con delle microparticelle dentro che vanno stese appunto sulla pelle umidita come tutti gli scrub, perché altrimenti rischiate veramente di farvi male, e devo dire mi piace. Io purtroppo come al solito non sono particolarmente affezionata agli odori forti. Questo qua sa di rosa, mi ricorda un po' appunto l'acqua alle rose però sotto forma di scrub, e quindi questa cosa non mi fa impazzire, però di volta in volta ogni tanto lo utilizzo perché è molto molto delicato, quindi super approvato, tranne per la questione odore che però è un po' soggettiva. Non so se conoscete questo brand che si chiama Roger & Gallet. Questa qua è una crema ginger, cioè allo zenzero, e stranamente, nonostante l'odore ma appunto sia comunque presente, bello non dico forte, però insomma si fa sentire, io l'ho sempre adorata, sembra quasi veramente burro sulla pelle. Aspettate un attimo che lo apro e ve lo faccio vedere. Mamma che buono. Eccola qui, infatti quasi finita, e io non utilizzo spesso creme corpo perché non cioè sono un po' pigra e lo so che è sbagliato, non riesco a mettere a fuoco. Eccola qua. Dicevo, sono un po' pigra, devo ammetterlo, però questa crema mi ha conquistato il cuore, mi piace veramente tantissimo, mi piace come si assorbe, rimane non completamente asciutta, questa cosa è da dire, rimane sempre quella patina un po' satinata, un po' vellutatina sotto, che è piacevole. Diciamo che con il caldo non aiuta moltissimo, quindi è una crema molto ricca, cioè la sentite, quindi diciamo che in inverno è perfetta. Ma l'odore, raga, l'odore è talmente pazzesco che io onestamente, anche se dovessi metterla in estate, non mi rifiuterei. Adesso la chiudo perché sennò va male. Tra l'altro di questa linea qui, sempre ginger, io ho anche l'acqua profumata spray per il corpo, che non vi dico che quanto adoro, quindi a volte unisco questa più quella, e tipo profumo da qua a non so dove, e non so se mio marito approva. Approvi? Sì, amore, approvo tutte le tue bellezze. Amorino, non ti si vede tanto. Ti piace quando odoro di tutta sta crema? Sì, sì. Grazie! Allora continuo a usarla. Vabbè, tanto la continuo a usare lo stesso. Scusate, mi inizio ad appassionare all'argomento acque profumate, perché io non sono un amante del profumo in sé, ma delle acque profumate da corpo. Come potete vedere sono piena, e tra l'altro quelle di Roger & Gallet sono le mie preferite. Ultimamente invece avevo provato anche quelle di Other Stories, sempre che ho problemi a mettere a fuoco. Ultimamente avevo provato quelle di Other Stories, questa qui Havana Blues Body Mist mi piace tantissimo, ma ne avevo provata anche un'altra che era questa, di cui mi è rimasta praticamente solo la crema corpo, ed è questa qua, Sicilian Sunrise. Di questa qua avevo preso anche appunto l'acqua profumata corpo, ed è pazzesca. Comunque in generale i profumi che ha Other Stories sono super approvati da me, quindi onestamente le acque profumate di Roger & Gallet insieme a queste sono le mie preferite, cioè non so se si capisce quanto mi piacciono, sono anche campioncini. Va bene, basta. Adesso c'è anche la cucciola che abbaia perché stiamo facendo dei lavoretti in casa, ma comunque basta. Quanto è bella questa confezione, va bene. Vediamo, altro prodottino finito e strafinito, ma mi sono tenuta infatti solo la scatolina perché volevo ricordarmi di farvi la recensione, raga, mi dispiace, non trovo mai il tempo per queste cose, adesso finalmente ce ne abbiamo un po'. È di questo Kiehl's Midnight Recovery Concentrate, con questo mi sono trovata da Dio, non vi nascondo che costicchia, quindi non l'ho più ripreso al momento, però se avete messo qualche soldino da parte e volete farci un pensiero, da me è super approvato, perché io questo quando lo mettevo la sera, io vi giuro che la mattina non dico che mi trovavo un'altra faccia, ma poco ci manca. L'ho veramente amato tantissimo, sempre se riesco a metterlo a fuoco per farvelo vedere. Sì, mi sembra che sia a fuoco, e quindi niente, fateci il pensiero se lo volete. Ovviamente come potete vedere sono pochissimi ml per un costo che adesso non ricordo, ma sfiorerà i 30 euro, quindi magari in futuro, ecco, me lo ricorderò. Passiamo a questo piano? Ho un po' paura. Vabbè, Bioderma, sapete che è una delle mie acque micellari preferite, quindi non ha bisogno di presentazioni e vado avanti. Anche questo mi sa che ve ne ho parlato più volte, Light Toning Water High Moisture di Muji.
uno dei miei tonici preferiti. Questo mi sa che non l'ho ancora aperto, però ne ho alcuno. Ah, eccolo qua, c'è questo qua aperto in giro che ho quasi finito ed è effettivamente uno dei miei tonici preferiti, quindi questo qui super approvato, è di una idratazione che non vi saprei spiegare. Io lo adoro tantissimo, poi conoscendo la mia pelle sempre super secca, un po' provata così, è veramente una coccola, lo adoro. Crema Glossier Priming Moisturizer Rich, quindi aspettate che lo apro con una mano, un po' difficile, ma appoggio sulla pancia. Vuoto perché ormai l'ho finita e mi sono trovata stra bene, l'ho pulita e tutto, perché io riutilizzo quasi sempre le confezioni se posso utilizzarle per qualcosa o anche per il viaggio, no? Per portarle in viaggio e riempirle con qualcos'altro, è molto comodo. Mi sono trovata stra bene, purtroppo Glossier non spedisce in Italia, non c'è in Italia, quindi si fanculizza un attimo, scusate il termine, però per farvi capire è un po' simile all'Embryolis, più leggera, quindi diciamo una versione dell'Embryolis adatta all'estate. Ecco, questa la posso tradurre in questo modo qua. Niente, approvata, ma boh, chissà dove si trova. La Prep, questa qui non è prettamente cosmetica, però è protettrice. Questa qui io vi consiglio di averne un barattolino sempre in bagno, diciamo nel mobiletto delle cose farmaceutiche, diciamo così, che sarebbe nel mio caso questo scaffale qui più o meno, perché se vi scottate, una zanzara vi punge, vi ferite eccetera eccetera, questa qui è miracolosa, quindi serve un po' a tutto, protettrice cioè fa un po' di tutto questa, quindi vi consiglio di tenerne una in bagno. Qui apriamo un mondo a parte, perché questo contenitore qui è dedicato solo a creme e no, più che altro, scusate, maschere per il viso e anche altre maschere strane, tipo, che ne so, per i piedi, per il seno, quelle cose lì che ultimamente non sto utilizzando tantissimo, però magari queste qui, insomma, ve le faccio vedere man mano che le recensisco. Adesso è un po' inutile onestamente, questo viene via direttamente così e bam, direttamente nello scatolone. Ciao! Un'altra cosa che posso mostrarvi è questa maschera capelli biologica, ormai praticamente finita, di Omia. L'ho utilizzata per un po' di mesi, perché io qualsiasi cosa che vedo alla macadamia lo prendo, perché la macadamia ha delle proprietà assurde ed è molto molto grassa, tra l'altro, quindi va a nutrire molto bene. Questa è finita, io avevo preso shampoo, balsamo, maschera abbinati, biologico, costa niente, mi sono trovata bene. Poi ho voluto cambiare, anche perché mi gira così, e ultimamente sto provando questa qua Intra, tra l'altro è quasi finito, e mi sono trovata bene anche con questo. Devo essere sincera, non bene quanto con quello Omia, o forse non lo so, magari il periodo è più stressante, quindi qualsiasi cosa su di me al momento fa fatica a risanare quello che c'è, detta un po' così drammaticamente parlando, però mi sono trovata bene anche con questo Intra, che costa comunque pochi soldi e insomma fa il suo, e tra l'altro non ha siliconi, 98% di ingredienti naturali. Scusate, mi sono accorta adesso che lo stavo riprendendo, e approvato, nel senso che va benissimo anche se siete vegani, quindi direi che è bene, suicidato, tutto a posto. Io direi che va bene così. Qui praticamente tutto lo scaffale dei medicinali, sì, un po' buttato a quello che capita. Come potete vedere mi ferisco abbastanza spesso, visto che il 90% di questo scaffale è fatto da cerotti, è composto da cerotti, ma tutto ok. Sì, dai, direi che è sufficiente. Qui abbiamo lenti a contatto e altre robe da buttare. Questa è un'altra acqua micellare, purtroppo, con cui non mi sono trovata molto bene, però so che mia madre l'ha adorata, e visto che mi viene a trovare la rifilo a lei. Ciao mamma TVB. Basta. Poi se avete altre domande ci sentiamo comunque su Instagram. Non mi faccio vedere, raga, perché sono in condizioni pietose. Comunque help me, stiamo organizzando tutto il trasloco e speriamo che Dio o chi esista lassù ce la mandi buona. Saluta amore, dove sei? Dove sei? Ciao, ce la faremo? Ciao, ce la faremo. Ciao. Niente, sto video finisce qua. Bacioni!